Prima il boato, poi la polvere che si alza dalla parete e si allarga nel cielo e il pelmo che torna a far sentire la propria voce. Ieri 2 distacchi di roccia a circa 15 minuti l'uno dall'altro hanno interessato il versante compreso tra Passo Staulanza e Forcella Valdarcia. Una sequenza che ha subito fatto scattare i controlli. Soccorso alpino e vigili del fuoco hanno verificato la zona anche con l'elicottero per escludere la presenza di escursionisti coinvolti. Nessun ferito, nessun disperso. Il materiale è precipitato nel Grande Catino alla base della parete senza raggiungere il sentiero, ma il dato che preoccupa è la frequenza. Sul pelmo, infatti, altri distacchi erano già stati registrati nelle scorse settimane, compresa una serie di crolli sul versante nord-ovest alla fine di luglio. Il precedente, più drammatico, resta quello del 30 agosto 2011, quando proprio sul Monte Pelmo una grande frana travolse e uccise i 2 soccorritori del soccorso alpino bellunese, Alberto Bonafede e Aldo Giustina, impegnati nel recupero di 2 alpinisti infortunati. Dietro questa successione di episodi c'è anche una montagna che sta cambiando. Secondo gli esperti del CAI, alle quote più elevate il progressivo scioglimento del permafrost sta venendo meno a quella sorta di effetto collante che contribuisce a mantenere compatta la roccia. Con temperature dello zero termico che hanno raggiunto quote molto elevate, aumentano dunque le condizioni favorevoli ai distacchi anche sulle pareti meno esposte al sole e c'è un elemento di sicurezza che torna inevitabilmente al centro dell'attenzione. Il sindaco di Borca di Cadore, Luca Olivotto, sta attendendo la relazione tecnica per decidere se interdire o meno l'accesso anche ai sentieri sottostanti alla zona dei crolli più recenti. Il consiglio degli esperti in questa fase è chiaro: evitare le arrampicate sulle pareti più esposte e soprattutto non sostare alla base dei grandi versanti, perché il pelmo continua a regalare uno spettacolo imponente, ma in questi giorni, prima ancora di ammirarlo, bisogna ricordarsi che è una montagna viva.